Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. 4 alunni dell'Istituto Mariano Rossi di Sciacca nell'Agrigentino che frequentano la quinta elementare sono rimasti feriti dopo essere stati investiti da un pulmino mentre stavano assistendo a una manifestazione che si stava svolgendo all'aperto in un altro istituto scolastico saccense, il Calogero Amato Vetrano. Fortunatamente nessuno di loro è in gravi condizioni. Una maglietta rossa sulla bara contro l'ennesimo femminicidio. Così le amiche dell'Associazione Archè hanno accompagnato la bara di Giovanna Bonsignore nella chiesa di San Giuseppe a Villabate. In tanti si sono stretti intorno ai familiari della donna uccisa giovedì scorso dall'ex compagno Salvatore Patinella nella propria abitazione a colpi di bisturi. La vittima da volontaria dava assistenza ai bisognosi del paese. Accanto alla bara l'ex marito di Giovanna con la figlia. Aggiornamento adesso sui dati Covid dal report Gimbe. In Sicilia è la provincia di Agrigento ad avere l'incremento più alto di contagi rispetto alla settimana precedente con il 12,8% in più, mentre la provincia di Enna a registrare la maggiore diminuzione con il meno 16,9%. Anche Palermo e Ragusa registrano un aumento dei casi al 7,8 e al 3,8%, mentre tra le province dove si verifica la diminuzione dei casi ci sono le province di Catania al meno 14,8%, Messina al meno 10,9%, Trapani al meno 10,5%, Caltanissetta e Siracusa al meno 6,4%. È seguito all'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale un prelievo multiplo di organi su una paziente quarantenne deceduta per arresto cardiaco. La donna ha donato fegato e reni, una scelta d'amore che la famiglia ha compiuto anche anni fa, autorizzando il prelievo di organi su un altro familiare deceduto. Un gesto prezioso che aiuterà a salvare una vita o a migliorare quella di altri pazienti. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 18. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20 Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.